Io credo che apra un problema politico dentro il Cioè? partito e dentro anche il gruppo. Noi abbiamo dato un'indicazione Okay. sia, condivisa con la segreteria nazionale e quella regionale e Ma che anche con il conseguenze ci gruppo. possono essere per Bigon? Flash, la prego. Ci riuniremo a brevissimo come gruppo e le valuteremo insieme. Le ore febbrili nel gruppo del PD in regione prevedono a stretto giro una riunione che dovrebbe coinvolgere anche il segretario regionale Andrea Martella, nel mirino Anna Maria Bigon, e le conseguenze potrebbero essere molteplici e anche pesanti come una sanzione disciplinare, dalla sospensione addirittura all'espulsione. Va da sé che la discrezionalità è molto ampia e prevede anche semplicemente un chiarimento seppur duro o un richiamo, ma non è escluso nulla perché il danno politico il PD lo ha accusato tutto. Quella del voto poteva essere, politicamente parlando, la giornata perfetta per i Dem Veneti, con Zaia messo all'angolo dai suoi e il centrodestra spaccato. Invece non si parla soltanto di questo, anzi, il nome di Anna Maria Bigon rimbalza a livello nazionale, vedi alla voce fuoco amico, perché la sua presenza in aula con astensione al voto è stata di fatto l'arma per bocciare la legge sul fine vita. La diretta interessata sa bene in quale situazione si trova, ma resta ferma sul suo atto. Che il Partito Democratico ha anche uno statuto che prevede la libertà di coscienza, cosa che avevamo previsto e concordato su questi temi, insomma, per cui dopodiché se il partito prende questa decisione me ne assumo la responsabilità senza alcun problema. E ribadisce. L'altro aspetto fondamentale è che nel momento in cui noi andiamo ad aprire e quindi a predisporre un progetto di legge, questo deve essere di competenza nazionale, non sicuramente regionale. Io credo che un conto sia la legittima, volontà di esprimere la propria, opinione nella libertà di coscienza, un altro conto sia ignorare, quanto questo elemento impatti sulla vita delle persone. La consigliera Bigona avrebbe potuto serenamente, affermare la propria contrarietà al progetto di legge in diversi modi, senza essere determinante per affossare la legge. Il problema sta tutto lì. Sarebbe bastato, fa capire il PD, che Bigon non partecipasse al voto, esprimendo così la sua contrarietà, ma non influendo sul quorum dei votanti. La sua astensione in presenza invece ha fatto in modo che si arrivasse al 25-25 che, norma alla mano, ha rimandato la proposta in commissione. Che nel partito il clima sia in ebollizione lo dimostra anche l'annuncio di Jonathan Montanariello ieri sera a Focus, un altro colpo per il partito. Io ho subito rassegnato le dimissioni da vice capogruppo, chiedo con le mie dimissioni insomma che venga aperta una riflessione interna a ogni livello. E non è solo questione di numeri e quorum, dice Montanariello, la legge serviva per disciplinare dei tempi, non doveva essere ideologica. Non si parlava di fine vita sì o fine vita no, bastava vedere e leggere anche il testo, si parlava di regolamentare una pratica medica e farmaceutica già prevista.